Ben ritrovati a primi cittadini del turismo. Oggi continuiamo a raccontare le storie dei nostri territori più belli, le storie delle località, ma anche le storie degli uomini che vivono e abitano queste località. Oggi sono in compagnia del sindaco del comune di Papozze, siamo ancora all'interno del Delta del Po, pensate un comune molto piccolo, 1400 abitanti, e vi presento con me Pierluigi Mosca. Sindaco, benvenuto. Grazie e grazie soprattutto al presidente Moreno Gasperini per aver organizzato l'evento qui con voi. È un evento che ormai dura da un po' di puntate. I nostri ascoltatori ci seguono con molto piacere perché raccontiamo di un territorio unico e straordinario come è quello del Delta del Po. Qual è, Sindaco, il ruolo e le difficoltà di un comune così piccolo all'interno di un'organizzazione così complessa, così bella, così unica come è quella del Parco del Delta del Po, quindi in rapporto con il comune di Papozze? Allora, devo dire che pure un comune piccolo di 1400 abitanti ci sentiamo valorizzati come gli altri comuni più grandi, perché in questo periodo il direttivo del Parco del Delta e il presidente dà a tutti gli stessi comuni le opportunità uguali, non perché il comune sia piccolo abbia meno opportunità rispetto a un comune più grande. Ce le giochiamo le carte alla pari e questo è un bel segnale che ha impostato il presidente e il comitato dell'ente regionale Parco Delta del Po. Quanto difficile è, Sindaco, conciliare il futuro, cioè avere una visione di futuro in un comune come Papozze? Quali sono gli obiettivi del sindaco? Qual è, secondo il sindaco, la Papozze del futuro? In poche parole, il comune è il più piccolo fra tutti i 9 comuni del Parco del Delta. Quindi l'obiettivo mio, e spero sia condiviso anche dagli altri, sarebbe quello di costruire nel breve periodo un comune del Delta del Po, un comune unico del Delta del Po che sarebbe un comune di 75.000 abitanti e quindi un comune importantissimo. Fin quando siamo così frazionati, credo che le opportunità andranno sempre a diminuire. Solo con questa mossa della fusione di tutti i comuni dell'ente parco potremmo avere risorse e delle opportunità nel breve medio periodo. Sindaco, ma quella del turismo è ancora è una leva fondamentale, straordinaria, in cui bisogna investire tutte le forze che si hanno per questo territorio? Sì, sì, è il turismo. Abbiamo il mare, le lagune, abbiamo l'entroterra, abbiamo il fiume Po e questo, se noi aggiungiamo che ho letto alcuni giorni fa sui media che la Regione Veneto vorrebbe ampliare il territorio MAB UNESCO, diventerebbe sicuramente un veicolo molto ma molto importante per il turismo. Turismo lento, ma non solo, anche per gli amanti del mare, della pesca, di tante cose, insomma, è molto attrattivo, però, come ha detto lei, bisogna investire tutto quello che possiamo investire nel turismo. E quale sarebbe, Sindaco, il messaggio che lei manderebbe ai giovani, sulle quali depositiamo le forze più grandi, ma anche le strategie migliori per il futuro? Qual è il messaggio per i giovani? Devono rimanere nei propri territori, che sono territori che hanno ancora un valore aggiunto rispetto a un qualcosa che potrebbe essere una città più attrattiva, però dal punto di vista ambientale il nostro territorio non ha nulla da invidiare a nessuno, non ha nulla da invidiare a nessuno. E di Quindi questo di rimanere. E di questo ne siamo assolutamente d'accordo, Sindaco, ma bisogna anche avere sicuramente la possibilità e le opportunità di contare sugli livelli anche di governi superiori per inserirsi all'interno degli aiuti che devono essere fatti per questi territori. Il PNRR
sia in ambito naturalistico, paesaggistico, ma anche in ambito turistico, ha portato, ha aiutato questi territori e si potrà ancora pensare ad un'Europa vicina a questi territori? Io credo che l'Europa debba essere vicina a questi territori e lo è, forse di più del nostro governo centrale. L'Europa è attenta a questi territori e sono sicuro che se non entro il giugno del 2026, ma un po' più avanti, verranno alla luce dei finanziamenti proprio ad hoc per questi tipi di territori che sono alla base oramai della vita quotidiana, la natura, la lotta ai cambiamenti climatici. Quindi ecco, sono sicuro che la regione da un lato, ma soprattutto l'Europa ci verrà incontro. Grazie a Pierluigi Mosca, sindaco del comune di Papozze, che ci ha raccontato, ci ha condotto in questo viaggio all'interno del Delta del Po, con un occhio di riguardo al comune suo, da lui amministrato, che è appunto Papozze, sempre parlando di turismo, sempre parlando di territorio e di comunità che rendono grande, unico e straordinario il parco del Delta del Po. Grazie sindaco. Grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato.